Buonasera e benvenuti al Ciriaci, questa è la 10ª giornata del girone di Serie A2 della Lega Calcio A8, quella in cui l'Atletico Pisana in maglia verde proverà a mantenere il passo della capolista Real Granella di fronte a uno Sugar Mix che deve riscattare un altalenante girone d'andata. Inizia oggi con gli avversari il girone di ritorno. Sono giunte in ritardo le liste delle due squadre, procederemo quindi appena possibile alla lettura dei convocati in campo per la partita. Nel frattempo c'è un calcio di punizione per l'Atletico Pisana. Dalla media distanza potrebbe essere la prima occasione. È un tiro diretto in porta, alto sulla traversa, Atletico Pisana che si schiera con il numero 11 Angelè, 9 Barcaioli, 2 Bianco, 8 Cirulli, numero 6 è Foffo, numero 10 è Lorenzo, numero 1 in porta c'è Michelangelo Para, fratello di Manuel, che gioca nella Golbet Calcio 8 in Serie A, il numero 4 è Tagliacozzo, il numero 7 è Berna, il numero 5 è Zerbinati, risponde lo Sugar Mix che ora manovra il primo pallone nella propria metà campo calciandolo direttamente verso la porta col numero 10 Abbondanza. Il rilancio di Opara nel frattempo è controllato da un suo compagno che perde però subito il pallone. Va in pressione. Reimposta l'Atletico Pisana. Lancio lungo a pedalare, c'è lo stop di petto, viene messo a terra nell'occasione Barcaioli, diciamo lo Sugar Mix che invece schiera con il numero 10 Abbondanza, 6 Ciucciarelli, 1 in porta Dolci, 16 Galluzzo, 15 Maurizio Giuseppucci, il presidente del Cotton Club, 3 Musa, 8 Pennazzi, 9 Russo, 4 Saba, 7 Succi e 2 Tancini. Il calcio di punizione è per lo Sugar Mix. Probabile la soluzione diretta in porta. Il destro è deviato dalla barriera, sarà calcio d'angolo, nessun problema per Opara che però ora deve disporre i propri difensori in modo da contrastare lo strapotere aereo dello Sugar Mix. Calcio d'angolo battuto lungo sul secondo palo dove nessuno può raccogliere, nemmeno Abbondanza che si era portato nei pressi. Direttamente fallo laterale. Stop col petto e subito attentato alla nostra postazione, sventato manco a dirlo dalla lattina di birra Poretti posizionata alla nostra destra. Attacca lo Sugar Mix, la palla è persa, riparte solo per un attimo l'Atletico Pisana che poi prova ad andare, palla a destra recuperata però bene dai giocatori in maglia albiceleste che attaccano perdendo per un attimo contatto col pallone, poi il numero 7 sulla fascia che rientra al lato corto, ostruzione, infatti c'è fallo, sarà calcio di punizione. Opara ne ha piazzati 2 direttamente in porta, servono infatti i guantoni di Opara, azione che può proseguire altro sinistro, respinto, ha iniziato bene lo Sugar Mix però. Atletico Pisana più quotato in classifica, che per ora attende i propri avversari nella metà campo, cercando probabilmente di pungere in contropiede con i propri giocatori offensivi. Palla recuperata dal numero 10 Virtici. È lui l'ultimo a toccare, inizio di partita abbastanza soporifero qui al Ciriaci, molto probabilmente
anche data la bassissima temperatura e il gelo che è calato qui su via Aurelia Antica. Veloce trasmissione della sfera dello Sugar Mix, arriva l'intervento risolutivo da parte del numero 8 Ciralli. Rimessa effettuata, destro dalla gran distanza, ancora Ciralli a ribattere e poi rimessa laterale. Battuta la rimessa, passaggio docile in orizzontale. Sugar Mix che non ne approfitta, allora Atletico Pisana che si distende ma fino a un certo punto. Tanta imprecisione nei reparti offensivi, chissà che sia un calcio piazzato o una scossa dalla panchina a sbloccare la gara. Fallo laterale battuto, lungo, la palla passa, il giocatore cade, sarà fallo all'altezza del lato corto. Il solito Abbondanza sul punto di battuta. Palla che passa, era un cross. La difesa con Verteci dell'Atletico Pisana mette in corner però. Lo stesso Abbondanza dalla bandierina. Battuta dentro e stavolta era tutto solo il numero 2 Tancini. Gol divorato. Rispetto alla partita delle 8:30 è davvero calato il gelo qui a via Aurelia Antica. Nonostante tutto Opara riesce a rinviare fin praticamente all'area di rigore avversaria. Solo rimessa dal fondo. Aspettalo! Vicino a Fabio di. Sale lo Sugar Mix. Atletico Pisana che lascia campo. Allora Abbondanza. Si destreggia. Dalla media distanza va col destro deviato. Palla alta. I biancazzurri, nonostante la posizione di svantaggio in classifica, stanno arrembando bene l'area di rigore avversaria. Qui un corner respinto, occhio alla ripartenza possibile dell'Atletico Pisana che non si concretizza. C'è il numero 3 dalla media distanza a giro. Opara era rimasto fermo, ma la palla esce di molto. Opara pronto al rinvio, 7 minuti sul cronometro, le occasioni tutte ad appannaggio dello Sugar Mix. Qui uno stop tentato in area da parte di Barcaioli, però ancora ben contratto da una difesa che pur non arretrando con molti uomini riesce a essere precisa. E qui riparte, favorita anche da un rimpallo, solo per un attimo. Allora palla a destra, gran tenore agonistico di quelli dello Sugar Mix. Sfera allargata sulla sinistra. Palla al numero 7, ha provato a rientrare, non si trattava di Abbondanza, bensì di Simone Succi. L'ex Roma Calciotto e Simone Succi proverà a guidare i suoi in questa difficile gara contro la seconda forza del campionato. Sugar Mix che si disimpegna ancora bene e va sul lato mancino. Si torna dal numero 10 Abbondanza, stavolta il dribbling finisce nel nulla. Rimessa lunga dell'Atletico Pisana, ai lanci si stanno affidando per ora i verdi, qui Succi a proteggere palla con la solita potenza fisica, Verteci si para di fronte, fino a commettere fallo. Succi in verticale.
Dall'altra parte, occhio alla chance, il tiro con la punta e Opara si deve superare sulla conclusione da parte del numero 9. Calcio d'angolo battuto, rasoterra, ma è già recuperata la palla dall'Atletico Pisana che prova ad andare in contropiede. Barcaioli è abbandonato a se stesso, finisce per perderla, arriva alla fine il supporto dei compagni che non è positivo. Allora Abbondanza che subisce fallo ma rimane in piedi. Si va dal numero 3 Musa. Ancora palla giocata dentro. Lo stop in area di rigore, Abbondanza a contrastare, poi il tiro col sinistro, va a terra un giocatore ma non ci sono proteste. Atletico Pisana in gran difficoltà in questo avvio, che non riesce a distendersi nemmeno in questo caso in contropiede. Lungo lancio, palla stoppata ma che finisce direttamente fuori dal campo. L'arbitro non ha assegnato la rimessa laterale, bensì Opara. Ha rimesso dentro Virtesci, sale lui, Barcaioli, pressato da dietro Barcaioli, tutto solo, prova a inventarsi uno spazio, va dal numero 4 che prova col destro e c'è la parata del portiere dello Sugar Mix. Guarda Fabiolo! Effettuata la rimessa laterale ed è un gol straordinario, è quello del numero 4 Tagliacozzo, direttamente al volo all'angolino. L'Atletico Pisana che subisce per lunghi tratti ma poi trova un super gol, è 1-0. Davanti alla palla! Palla centrata dallo Sugar Mix che ha finora giocato molto meglio degli avversari, occupando la metà campo offensiva. Praticamente alla prima occasione è stato punito. Qui va a terra il numero 3. L'arbitro però non ravvede irregolarità. Lancio lunghissimo. Sembra essere l'unico tema proposto per ora dall'Atletico Pisana. Virtesci. Palla a Barcaioli. Il gioco è fermo. Lollo, basta su! A posto? 3. A posto? La palla viene scodellata e sportivamente restituita dallo Sugar Mix all'Atletico Pisana. Riparte male però l'Atletico Pisana, la palla è recuperata dai biancazzurri che non concretizzano il contropiede. Barcaioli allora. Sempre tutto solo Barcaioli, finisce per chiudersi in un imbuto dove comunque viene guadagnata una rimessa laterale. Lungo il pallone, lungo l'out di destra, non c'è trattenuta, rimessa dal fondo. Vieni Titti, vicino a Fabio T. Che Dolci opera velocemente. Dribbling a centrocampo, c'è Succi largo a destra ma è ignorato, allora Virtesci sbaglia anche lui. Possesso difensivo e altra fiondata lunga, intervento in spaccata, positivo ma che restituisce pallone all'Atletico Pisana. Tagliacozzo, autore dello splendido gol dell'1-0, rimane in possesso fino a subir fallo. Sali Lolletto! Sali Lolletto! Difficilmente andrà al tiro Tagliacozzo, infatti un invito in area di rigore. Va bene. Spizzata in angolo. Vai te, Foffo, rimane fede. Sali un po', Fabio. Berna ha battuto, pallone respinto e poi ricalciato il più lontano possibile dallo Sugar Mix. Lascia là, Miki. Foffo, io abbatto. Vieni, Titti. Quando volete su Fabio, quando volete. Dietro. Vieni Ale più corto. Vieni, va bene, vai Ale.
Rimessa effettuata, colpo di testa, resiste col fisico e c'è fallo. Il fallo non è stato assegnato allo Sugar Mix in contropiede, bensì era stato subito. Il gioco è fermo, un po' di confusione in campo. Gioco fermo, sta ultimando il riallaccio dello scarpino il giocatore dello Sugar Mix. Indicazioni nel frattempo dalla panchina dell'Atletico Pisana, più che altro sono richieste da parte di Tagliacozzo. È un po' tagliato fuori al centro del campo l'autore dello splendido gol dell'1-0. Upara. Lancio lungo ribattuto, allora Abbondanza ha lo spazio per dar dentro per il destro. Rimessa con le mani, anticipo di testa da parte di Tancini. Altro fallo laterale lungo, Atletico Pisana ora un po' chiuso che deve provare a respirare e ripartire con questo contropiede. Ma è mal servito Verna sotto la nostra postazione. Calcio di punizione subito, assegnato, scusate, per fallo subito da Abbondanza. Abbondanza vuole andare forse diretto in porta, va a giro, Opara non si fida della presa, allora Succi. Dietro da Pennazzi. Altra fiondata in area di rigore, dove Tancini sta imperando in questi primi minuti. Fallo subito dallo Sugar Mix. Sarà calcio di punizione, altra chance forse per Abbondanza. No, è già battuta. Abbondanza è qui. Succi anticipato. Federico Bianco chiedeva una rimessa laterale, non gli è stata assegnata, allora ancora Succi. Allarga qui sulla destra, dove attende il numero 3, poi il cross dentro che passa, Opara se la ritrova tra le mani. Era stata buona l'iniziativa di Musa. Partita dei ritmi abbastanza blandi, continuano i lanci lunghi e il gioco molto spezzettato a farla da padrone. Time out per l'Atletico Pisana. Si riprenderà con un calcio di punizione per l'Atletico Pisana che si è portato in vantaggio con l'unica occasione prodotta degna di nota dai piedi di Tagliacozzo. Lo stesso Tagliacozzo batte la punizione. Barcaioli, una sponda all'indietro, Succi, forse se la allunga troppo ma la tiene in campo, ancora Succi, vuole rientrare sul piede preferito, Succi fino in fondo. Poi la palla allargata su Musa, Musa è mancino, tira malamente Abbondanza da fuori, una deviazione. Continua ad attaccare a testa bassa lo Sugar Mix. Quanto manchi allo Sugar Mix un bomber della qualità realizzativa di Daniel Giacca. Si riesce ad evincere dalla grande quantità di occasioni prodotte, ma dal numero 0 alla casella dei gol fatti per ora. Sale ancora lo Sugar Mix, rischiando qualcosa, poi si torna dal laterale destro. Poco spazio per pensare, c'è il solito Musa. Vediamo se si riscatta Musa, palla giocata dentro, la protegge in area Abbondanza con un tacco che trova però il solito Tancini che poi esce egregiamente, palla al piede, l'allarga dall'altra parte,
Ancora il destro, Barcaioli, ma c'è un miracolo del portiere dello Sugar Mix. Contropiede da quest'altra parte, Succi con la solita allargata da Musa. Musa, lo stop in corsa che non riesce, Atletico Pisana che rilancia senza guardare. Contenuti tecnici non valevoli come quelli che ci aspettavamo da questa gara. Abbondanza. Cerca un compagno, che ha spazio per girarsi, il sinistro è ancora una volta deviato per un calcio d'angolo. Si trattava di Russo. Corner Sugar Mix, battuto dentro e sulla linea il salvataggio, poi il contropiede dall'altra parte, è lanciato direttamente dopo il corner con Barcaioli, il destro di Barcaioli, di molto largo. Oltre il 20° del corso del primo tempo, 1-0 Atletico Pisana. Rimesso ora il pallone, ma subito intercettato, angolo battuto male, Tagliacozzo, Barcaioli è solo in area, da ancora Tagliacozzo dentro, in scivolata, poi Barcaioli! Il raddoppio dell'Atletico Pisana è un'azione alla mano sulla fascia che si conclude con il gol del numero 9, 2-0. Fabio, c'è Stefano vicino e c'hai Federico vicino, no Stefano, Lo Sugar Mix gioca, l'Atletico Pisana segna, sembra essere questo il canovaccio della gara per ora. Provano a sovvertirlo i ragazzi di Cerchi che qui guadagnano fallo. chiama a barriera, Vicky, chiama a barriera, portavo via Loghi. Lo Sugar Mix ha condotto le operazioni per buona parte del tempo, ma è sotto 2-0. Qui andrà da calcio di punizione Succi. 3 in barriera. Parte l'ex Roma calcio 8. Bordata, ma c'è sempre una deviazione a mettere in corner. Se ne occupa Musa. Rasoterra, il solito schema, ma l'Atletico Pisana è quanto mai attento dietro. Corner battuto lungo, c'è lo stop di petto in area, ma questo è un altro contropiede che può distendersi per l'Atletico Pisana in 2 contro 1. Barcaioli vuole far tutto da solo stavolta e sbaglia, solo rimessa laterale. Numero 5 Zirbinati la protegge, poi crossa dove lo Sugar Mix recupera e prova a ripartire. Qui con un gran tunnel di Abbondanza serve un intervento sopra le righe della difesa dell'Atletico Pisana a chiudere in fallo laterale. Succi. Quasi sempre lui a pilotare in partenza le azioni dello Sugar Mix che poi passano per i piedi di Abbondanza. Ancora Succi. Abbondanza dalla gran distanza, il suo destro e stavolta Opara non può nulla e Abbondanza e segna dalla distanza, riapre la gara 1-2 Sugar Mix. Probabilmente non l'ha vista partire, ma sicuramente ha messo in maniera debole il proprio guantone sinistro Michelangelo Opara. Risultato che sta comunque stretto, uno Sugar Mix che ha prodotto di più ma è stato punito in maniera cinica dagli avversari più avanti in classifica. Qui Abbondanza si dimentica il pallone, poi lo recupera, ancora il numero 10 dietro per Succi. Succi e Abbondanza su quest'asse cerca di costruire la propria rimonta allo Sugar Mix. Succi però finisce per servire Barcaioli che scivola a sua volta. Abbondanza. Nel frattempo un gol straordinario, ma proprio sul duplice fischio dell'arbitro che mette fine a una prima frazione non bella, ma condotta 2-1 dall'Atletico Pisana.
Tutto pronto per la ripresa delle ostilità e Abbondanza sembra voler andare dalla centrata direttamente verso la porta di Opara. Centra invece la prima barriera, quella composta da Barcaioli e due compagni, un Atletico Pisana che anche un po' per frutto del caso sta conducendo 2-1 sullo Sugar Mix. Sicuramente tanto cinismo da parte della seconda forza della Serie A2 del Ciriaci, che deve inseguire l'irraggiungibile, sembra almeno, Real Granella. Avversari che cercano di avvicinarsi alla zona playoff. Ricordiamo che le regole per la promozione dalla Serie A2 alla A sono cambiate, ci sono più chance per le squadre che inseguono, ma è anche importante arrivare primi nel proprio girone e battere il confronto avulso con le altre prime dei gironi, un discorso che sembra riguardare comunque solo il Real Granella. Atletico Pisana che da seconda, Sugar Mix un pochino più indietro in classifica, sembra dover ancora lavorare per poter affrontare. Abbondanza col petto, Musa tra i migliori dei suoi, ma quasi sempre impreciso quando c'è stato da tirare in porta. Qui Barcaioli quasi recupera un pallone lasciato lì in maniera folle dall'ultimo uomo dello Sugar Mix, che qui imposta. Abbondanza finta e stavolta va sul sinistro, il cross è morbidissimo sul secondo palo ed è la rete, il tap-in sotto misura dello Sugar Mix, che ha giocato tanto nel primo tempo, è andato sotto di 2 reti, ma è riuscito a pareggiare per il 2-2, stavolta ha segnato Russo. E come l'ingresso in campo di Maurizio Giuseppucci sia riuscito a calamitare in qualche modo, scherziamo naturalmente, a buona sorte dalle parti dello Sugar Mix, che si lì aveva attaccato senza profitto. Vorremmo chiederlo a Davide Lefebvre, qui vicino a noi in sede di commento tecnico. Finora non si è potuto ancora esprimere, ma anche perché i valori della gara non l'hanno richiamato al giudizio tecnico, appunto. Palla allungata, i difensori dello Sugar Mix la controllano, Giuseppucci è lì largo sulla destra ma si gioca a sinistra. Sale bene il numero 8 Pennazzi, finisce in un nulla di fatto la sua invettiva. Allora Atletico Pisana che tignosamente prova, ma non guadagna nemmeno rimessa laterale secondo l'arbitro, che questa sera designato per il Ciriaci sta quasi sempre optando per una conduzione maschia del gioco, sta consentendo molti contatti fisici, ma alla fine senza ipocrisie mantiene lo stesso metro di giudizio per tutte e due le squadre. Appoggio di Giuseppucci che non si sovrappone, Succi sale in solitaria, vorrebbe Abbondanza, sfera che sfila e non arriva nemmeno Russo stavolta, l'autore del gol del pari. Pennazzi, Succi dalla distanza, Succi il destro che passa, Opara è ancora imperfetto e lo Sugar Mix completa la rimonta, stavolta segna l'ex Roma Calcio 8 Succi, 3-2. La carica che arriva dalla panchina e da dietro per lo Sugar Mix, il tiro dalla distanza nel frattempo sarà calcio d'angolo. La partita che si è accesa almeno dal punto di vista realizzativo, i ritmi continuano ad essere altissimi, il lancio lungo continua a rappresentare la scelta più operata dalle due squadre per proporre azioni offensive, ma almeno si vedono dei gol nel gelo del Ciriaci. Ribattuto il corner, poi Giuseppucci a contrasto, Succi riesce a uscire fuori, un po' sfortunato l'Atletico Pisana che qui con Tancini deve in qualche modo riproporre. Tagliacozzo, autore dello splendido gol dell'1-0, per ora gol più bello della gara, trova un buon corridoio per Barcaioli, ma c'è il grande anticipo della difesa dello Sugar Mix, il lancio, Tancini alza un pallone verso Opara che controlla e poi col sinistro rilancia direttamente in rimessa laterale. Non una grande idea quella di Tancini, giocare una palla rimbalzante verso il proprio estremo difensore. Immaginiamo ne abbia dette 4. Sovrapposizione a destra, premiata, e Zirbinati che gioca per Tagliacozzo, Barcaioli, stavolta a ritroso per l'intervento duro di Barcaioli.
L'arbitro lascia correre, cross lungo sul secondo palo, la sponda di testa taglia fuori tutti. Giuseppucci in area di rigore, lascia lì il pallone, attenzione, altro errore, poi un rinvio. Zerbinati, addirittura col sombrero, Tancini gli indica la via e lui la segue andando a sinistra. Tiro cross, l'ha tenuta in campo, seppur goffamente, Roberto Dolci, che procede al rinvio. Abbondanza si è abbassato molto nel frattempo. Abbondanza. In surplus salta un avversario praticamente da fermo, se l'allunga. Abbondanza. Cerca Musa sulla fascia, retropassaggio, Giuseppucci. È buono il cambio di gioco di prima in orizzontale verso il numero 8 Pennazzi. Abbondanza. Musa. Prevedibile l'iniziativa col sinistro. Musa con un fallo è rientrato in possesso. L'arbitro se ne accorge, sarà rimessa, scusate, sarà calcio di punizione per un Atletico Pisana che in maniera alquanto inspiegabile stava conducendo per 2-0 e forse sta giocando meglio ora in svantaggio che non prima quando arrivavano i gol per i propri colori. Sugar Mix ora più raccolto, c'è il lancio, la palla che passa, l'ultimo a toccare è il numero 4 Sabba, calcio d'angolo Atletico Pisana, anzi fallo laterale, battuto, Succi che arriva, poi in rimpallo riesce a servire Abbondanza in contropiede, Abbondanza può andare, entra in aria e solo Scucchiaio para, sfera alta. Atletico Pisana sulla destra, il cross dentro. Cartellino giallo nel frattempo. Sappiamo dirvi verso chi. Per il numero 9 Barcaioli, intervento in ritardo, certo non cattivo. Munizione un po' chiamata. Succi. Russo, scodella per Abbondanza, colpito alla nuca da Tancini che va a chiedergli scusa, ma è comunque calcio di punizione. Titti sulla palla. Non è punizione, prima perché questo ci viene. Lo specialista Matteo Abbondanza è un appoggio per Succi che va al destro colpendo in pieno un avversario stavolta. Dai, sveglia! Arriva un po'! Succi, sempre lui, ancora Barcaioli che deve stare attento perché è già ammonito. Qui certo il fallo non era passibile del secondo giallo. Un centravanti a cui piace pressare molto e va a rischiare talvolta. Pennazzi. Abbondanza. Saba. Succi. Giuseppucci si stacca dietro per offrire una soluzione semplice. Si va invece da Pennazzi. Palla che transita. E Sugar Mix che non deve commettere l'errore a un quarto d'ora dalla fine di tirare i remi in barca, giunto al vantaggio dopo essere stato sotto di 2 reti. Sembra volerglielo ricordare Verna, che poi passa nella direzione opposta rispetto a quella in cui correva il compagno Barcaioli. Abbondanza con una giocata nello stretto. Rimessa laterale già effettuata, Verna. La tengono dentro quelli dell'Atletico Pisana, occhio a Tagliacozzo. Però vede un compagno che non c'è, anzi no, c'è una deviazione.
infatti la rimessa era per lo Sugar Mix, ha visto un compagno probabilmente a memoria in una posizione in cui nessuno si era sovrapposto. Caccia sulla busta. Lancio lungo, Abbondanza a contendere a Tancini, Opara che ha sulla coscienza almeno una delle 3 reti subite che hanno generato questa rimonta contro il suo Atletico Pisana, ha qualcosa da farsi perdonare. Zerbinati, Tagliacozzo, con la testa una palla allungata che Giuseppucci riesce a proteggere fino alla rimessa laterale, utilizzando anche un po' il braccio sinistro. Prende l'arrivo di qualcuno, poi va diretto lungolinea da Musa. Barcaioli. Musa a contrasto, Barcaioli cede indietro a un compagno. Il lancio è lungo, ma c'è il buon anticipo difensivo. Tagliacozzo, destro teso nel frattempo dalla destra, Abbondanza sulla ribattuta, prova e riesce a tenere in campo ma non se ne va, sull'attenta marcatura di un ottimo Tancini per ora. Il lancio è lungo, Giuseppucci di testa la riesce ad allungare, Barcaioli in area di rigore, ne esce poi al lato corto, Barcaioli la nasconde, va dietro da un compagno che accorre, è Tagliacozzo, il tiro è ancora respinto, Giuseppucci fa ripartire ma malissimo, allora occhio ancora all'Atletico Pisana e un altro tiro cross, stavolta furbescamente, il pallone viene fatto passare sotto le gambe, rimessa dal fondo e time out. Lo Sugar Mix, quando mancano 13 minuti circa al termine della contesa, conduce per 3-2 e avendo rimontato sull'Atletico Pisana che era avanti 2-0 e qui attacca con Abbondanza. Il giro preso al contrario del pallone lo fa finire fuori. Le indicazioni di Cruciani dalla panchina che vogliono una squadra attenta ma anche propositiva, da sapiente allenatore di lungo corso nella Serie A2 del Ciriaci. Sa che un gol di vantaggio non è assolutamente un bottino con il quale stare certi della vittoria. Guida i propri giocatori, manco avesse un joypad. Opara. Possesso di palla in difesa a far uscire l'Atletico Pisana, poi il tacco illuminante di Abbondanza per un compagno che sarà sovrapposto, a dire Pennazzi, è fallo di fondo, come ricordato invece dalla panchina dell'Atletico Pisana, che non ci sta assolutamente a perdere questa gara, che stava conducendo per 2-0, anche se qui viene perso malamente il pallone e Opara stavolta deve superarsi. Giuseppucci in gran pressione, ma finisce come fanno i grandi centrali difensivi quando non riesce a prendere il pallone, sapendo di aver lasciato scoperta la posizione in difesa, fa comunque un fallo tattico che non gli vale nemmeno l'ammonizione. In discreta confidenza Dolci va a stoppare, sa che potrà giocare lui e tutto lo Sugar Mix d'ora in poi anche con il cronometro. Si fida del laterale destro il centrale, Giuseppucci gioca ancora di prima ma è intercettato, gli lasciano la rimessa laterale effettuata su Abbondanza. Succi, fiondata in profondità, Succi raccoglie la respinta nel cerchio di centrocampo e restituisce indietro a Saba. Ciucciarelli ancora a Saba. Colpo a centrocampo, non c'è fallo, Barcaioli col tacco dietro a Tagliacozzo che tira col destro, anche in questo caso una deviazione impedisce il pari dell'Atletico Pisana. Calcio d'angolo battuto lunghissimo sul secondo palo, vanno a svettare quelli dello Sugar Mix, poi la palla rimane in aria e la spizzata di Barcaioli va di poco alta sulla traversa.
Vuole più attenzione sui calci piazzati Crociani, vuole più verve l'allenatore dell'Atletico Pisana. Occhio qui a Pennazzi, si invola Pennazzi in solitaria anche contro Tancini. C'è un rimpallo, poi cade malamente l'esterno destro dello Sugar Mix, si accontenta della rimessa laterale l'Atletico Pisana. Tagliacozzo, tra i più propositivi dei suoi. Va da Tancini. Quasi sempre una sicurezza, anche quando è palla al piede deve far partire le azioni dei suoi il capitano dell'Atletico Pisana. Serata delle sorprese, la Lazio Calciotto stava sorprendendo il Bar Crista, allora lo Sugar Mix è avanti con l'Atletico Pisana qui al Ciriaci. L'inizio del 2016 sta portando stravolgimenti in seno soprattutto alla vetta della classifica del girone di Serie A2. Qui un tiro cross intercettato per un attimo, Barcaioli col piglio di chi voleva far gol a tirare, ma nulla da fare, ancora rinvio. E adesso è un assalto all'arma bianca, anche se mancano ancora una decina di minuti al termine da parte dell'Atletico Pisana. Lo Sugar Mix è tutto dietro la linea della palla che viene fatta sfilare qui, arriva sulla destra, un cross dentro Barcaioli. Era andato di testa. Si è impegnato tanto Barcaioli in questa gara, ma in questo secondo tempo soprattutto non sta riuscendo nel proprio intento. Grandi proteste dalla panchina dell'Atletico Pisana per un tocco di mano di Saba non ravvisato dall'arbitro, comunque considerato involontario nell'economia di un'azione che vedeva l'Atletico Pisana pressare. Tancini, sale lui. Va da Verna, rientra sul sinistro, non è il suo piede, allora Verna deve cercare un appoggio, forse ce l'ha in tagliacozzo, ancora Verna, fa tutto da solo, dentro, Barcaioli con la punta, la parata, poi Verna, ma la palla è rimasta lì, il miracolo di Dolci. Pennazzi, Succi, si è preso un attimo di pausa dalla gara, non partecipando alle azioni, ma adesso torna in grande stile con le finte. Succi la nasconde praticamente a tutti fino al fallo. Davanti alla palla, dico. Giocate come al solito di pregevolissima fattura, quelle a cui ci ha abituato già da tempo Simone Succi, un giocatore che con un diverso controllo emotivo all'interno del terreno di gioco potrebbe dir la sua e come anche in Serie A, dove ha già dimostrato di essere decisivo con la maglia della Roma, seppur a sprazzi. Qui abbondanza, tiro a giro, centrata la barriera, proprio Succi desiste dal tirare, ma poi se la sposta al lato corto. Succi fino alla linea di fondo, rientra, Succi, sempre lui, palla al limite che poi scorre direttamente in rimessa dal fondo, pericolo corso da Opara. Sarebbe stato il gol che verosimilmente a 7 dal termine, un potenziale 4-2 che avrebbe chiuso la gara. Tancini, palla a sinistra, altra fiondata in avanti, Giuseppucci a contrasto con Barcaioli che fa fallo. Intervento con tempismo in difesa del numero 15 in maglia albiceleste. Qui si prende in carico anche la punizione già battuta. Succi, Sugar Mix non ha fretta, l'Atletico Pisana non pressa molto alto e i secondi passano. Giuseppucci. Va bene, stavo lunghi qua. La pressione arriva da parte di Fabrizio Cirulli che sarà staccato per andare di testa, rimessa laterale. Secondi che passano tutti a vantaggio dello Sugar Mix. Succi. Rientra Succi. Le solite finte, continua a spostare il pallone anche a Verna che va a terra nel tentativo di sottrarglielo, ma dal momento del vantaggio lo Sugar Mix ha rischiato poco, seppur non abbia prodotto moltissimo davanti. Sembra essere in controllo della partita. Occhio a Barcaioli, Saba rischia, Dolci se la ritrova lì. Pennazzi ha rilanciato su Abbondanza, positivo il suo controllo. Abbondanza che gioca anche tanto per la squadra. Succi praticamente da fermo, allora
Pennazzi. Barcaioli, eccolo il centravanti che pressa, che stavamo Vai Andrea. introducendo prima. Barcaioli qui si guadagna anche fallo. Ammonito anche loro, Ricorda un po' per la grande volontà di pressare, di andare a contrasto con gli avversari, il miglior Davide Lefebvre, che rivedremo solo a partire probabilmente dal 30 aprile del 2016. Lunghissima la rincorsa di Barcaioli, 4 in barriera ne ha messi Dolci. Il numero 9 direttamente in porta sulla ribattuta, doppio miracolo di Dolci, ancora la palla che rimane lì, lo Sugar Mix riesce a respingerla. Che doppia parata da parte di Dolci. Ma dove? Non l'ha vista? Siamo qua, oh. Non capivo che cavolo mi buttava sta palla, porco Dio. Vamos! C'è Fabio! Calmo po', c'è Fabio! Grandi proteste anche da parte dei supporters dell'Atletico Pisana, che probabilmente stupiti dalla doppia parata di Dolci si aspettavano poi una terza ribattuta sulla quale l'arbitro ha visto una trattenuta di maglia. Vero focosi i supporters, seppur molto corretti, dell'Atletico Pisana qui sotto la nostra postazione. Ce l'hanno in particolare con l'arbitro per un paio di decisioni controverse. Qui messo in difficoltà Saba, lascia lì il pallone, 2 contro 2, taglia Cozzo, arriva l'arbitro che non fa concretizzare il vantaggio e dà fallo, anzi contro il fallo è per lo Sugar Mix. Di merda! La rincoglionito! Ragazzi, ma guarda che fischia, ma che cos'è? Che cazzo è? Lascia il quadrangolato. Porco Dio, ma siamo proprio intelligenti. Lancio lunghissimo di Dolci, Succi vorrebbe un'altra gestione dei possessi di palla, ma da questo lancio, alla fine da un rimpallo, dalla lotta di abbondanza, ne deriva un corner, partita davvero strana quella a cui stiamo assistendo, che lo Sugar Mix sta mandando in porto con carattere. Atletico Pisana che è sembrato abbastanza basito dalla rimonta avversaria, che si è rifatto avanti solo ora. Succi in aria, ancora lui, Succi, salta anche Opara sulla linea, incredibile intervento, poi il destro, fuori di un nulla. L'Atletico Pisana ad attaccare, lo Sugar Mix a cercare di retrocedere velocemente verso la propria area. Qui Berna sfida tutti e sbaglia perché lo chiudono in 3, il terzo la mette solo in fallo laterale. Sono saliti tutti i verdi adesso, come chiamato anche dal pubblico intorno al campo. Barcaioli, ultimo tocco è di un giocatore dell'Atletico Pisana, decisione del direttore di gara che suscita ilarità sulla panchina dei verdi. Rimessa, stop col petto, taglia Cozzo, sbaglia il controllo, dietro a dar vita alla manovra ai difensori, torna Tagliacozzo a fare da metronomo. Sugar Mix che pressa bene, qui è indemoniato in pressing il numero 5, l'entrata di Giuseppucci porta in dote allo Sugar Mix addirittura un fallo laterale. Retropassaggio su Opara che non può prendere il pallone con le mani, lo rilancia in qualche modo con i piedi. Tancini forse anche con un braccio, fase confusissima della gara, mancano un paio di minuti, poi l'esposizione del recupero, deve resistere lo Sugar Mix, deve sperare fino all'ultimo l'Atletico Pisana in una controrimonta. Occhio alla palla nel cerchio di centrocampo, tutti dietro quelli dell'Albiceleste, il destro, nessun problema per Dolci che è stato bravissimo nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Pennazzi rilancia soltanto per allontanare una minaccia che non esisteva. Tancini messo in difficoltà da Opara, ma sale Tagliacozzo, tutti a chiudere quelli in maglia bianca azzurra. Allora Zerbinati cerca lo spazio per andare addirittura a una conclusione pretenziosa, però quanto mai da quella posizione. Succi continua a chiamare palla qui sulla sinistra, ma
viene costantemente ignorato dai compagni. Certamente Succi poi non gliele manda a dire, lo conosciamo. Tancini, Opara, il rinvio è un campanile, vanno a saltare, mettendono in fallo laterale quelli dell'Atletico Pisana, vuole sbrigarsi, Verna, forse ultima chance, taglia Cozzo. Dolci deve solo osservare il pallone uscire alla propria destra. Rinvio lungo. Dai, subito Foffo! L'ultimo rinvio di Opara, dicono che è finita quelli dello Sugar Mix. Saba rinvia in qualche modo, fallo laterale, l'arbitro mette il fischietto in bocca per il triplice fischio finale. Lo Sugar Mix rimonta da posizione di doppio svantaggio e batte l'Atletico Pisana, secondo in classifica, per 3-2 al termine di una bella partita.